L'alluvione che ha devastato le Dolomiti arriva sul tavolo dell'Unione Europea. A chiedere che venga attivato con urgenza il fondo di solidarietà l'europarlamentare altoatesino Herbert Dorfmann ieri nella seduta plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. La solidarietà deve diventare concreta. È certo che serve anche la prevenzione, però la gente colpita di prevenzione in questo momento ha poco vantaggio, serve aiuto. Serve l'aiuto concreto, quindi dobbiamo fare di tutto affinché si apra il fondo di solidarietà. Un aiuto concreto per le regioni colpite dal maltempo, ma anche un'occasione, secondo l'europarlamentare della Südtiroler Volkspartei, per dare un'immagine diversa dell'Unione. Viviamo in Italia in un momento dove a volte mi sembra che l'Unione Europea viene resa responsabile per tutto. L'Unione Europea è responsabile per le difficoltà economiche del Paese, per le infrastrutture che crollano, e per i flussi migratori. Viene dipinto un quadro molto buio dell'Unione Europea. E quindi questa è anche un'occasione per noi, un'occasione per far capire agli italiani, alla popolazione italiana, che esiste l'Unione Europea che aiuta, l'Unione Europea solidale, che l'Unione Europea che in un momento di difficoltà sta dalla parte della gente. Intanto in Veneto si attende a breve la nomina del presidente della regione Zaia quale commissario all'emergenza maltempo, commissario che dovrà necessariamente avere dei poteri straordinari. Il decreto che non parla solo di nome, ma parla anche di funzioni e di competenze. Diciamo che è ben affinato, anche perché chi va a fare il commissario deve avere mano libera, perché poi avere 100.000 ettari di boschi da spostare e da ripiantumare non è una partita da poco. Pensate solo alle regole ambientali e a quello che c'è ogni volta che entri in un bosco protetto.